Ciao, oggi ti mostro come preparare il panettone senza burro con gocce di cioccolato. In una ciotola verso le farine con lo zucchero di canna ed il sale. Mescolo. Aggiungo un uovo, il tuorlo e i 3 cucchiai di olio di semi. La scorza grattugiata del limone, se è un'arancia ancora meglio, ed amalgamo il tutto. Verso la bustina di lievito di birra nel latte tiepido, mescolo e lo verso all'interno della ciotola. Aggiungo l'acqua, anch'essa tiepida, e lavoro il tutto prima con un cucchiaio e poi con le mani. Fino a formare un panetto liscio ed omogeneo che sbatto energicamente per attivare la lievitazione. Incido con un coltello formando una croce. Copro con degli asciugamani e lascio lievitare per 5 ore all'interno del forno spento. Questo è il risultato della prima lievitazione. Ora incorporo le gocce di cioccolato ed il pizzico di cannella. Lavoro il tutto con le mani. Non ti preoccupare se l'impasto risulta appiccicoso, è normale. Lo adagio all'interno dello stampo per panettone e lascio lievitare per altre 2 ore all'interno del forno. Dopo 2 ore di lievitazione lo cuocio nel forno a 180 gradi per 30 minuti. Eccolo appena sfornato. Ora lo glasso con del cioccolato sciolto con un goccio di latte, distribuendolo uniformemente. Poi coro la superficie con le codette di zucchero. Guarda, mi sono stupita di me stessa, non immaginavo di poter realizzare un panettone così alto e soffice, un'altra sfida vinta. Se la ricetta ti è piaciuta regalami un like, condividilo sui social ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. A presto, bacioni!